Partiamo subito con il credito imposta zone logistiche semplificate. Apre il 22 maggio lo sportello per la richiesta del credito imposta per le ZLS, che incentiva gli investimenti sostenuti dal 1 gennaio 2025 al 15 novembre 2025. Si tratta di una normativa interessante che riguarda varie aree d'Italia, in particolare il porto e il retroporto di Genova. In questo caso stiamo parlando di alcune zone della Liguria, alcune zone del Piemonte, della Lombardia e dell'Emilia Romagna, del porto di Venezia e di Rovigo, anche in questo caso stiamo parlando di parte della provincia di Venezia e di Rovigo, i porti fluviali di Mantova e Cremona, i nodi intermodali dell'Emilia Romagna, la ZLS del Friuli e Venezia Giulia, la ZLS della regione Toscana e altre che sono in via di definizione. Sul sito trovate tutte queste indicazioni, basta che vi collegate al sito reteagevolazioni.it. La scadenza per la presentazione della domanda è prevista per il 23 giugno 2025, quindi occorre affrettarsi. Per maggiori informazioni e per assistenza alla presentazione di questi bandi potete fare riferimento al sito reteagevolazioni.it. Io sono Franco Rasotto e questa è Rete Agevolazioni.